Siamo con Claudio Niero, consigliere regionale del PD. Sono momenti decisivi per quanto riguarda la soluzione, si spera, per la vertenza della Electrolux. Cosa c'è da fare a questo punto? A questo punto c'è da dare corso agli impegni che lo stesso Zai ha assunto nell'Assemblea dei Consigli Comunali, nel senso che si è impegnato assieme agli altri governatori di lavorare affinché si trovino le soluzioni senza costo per i territori. Questo impegna anche la Regione dal punto di vista economico-finanziario di ricercare tutte le soluzioni con la proprietà per poter trovare una risposta positiva. Credo che questo sforzo vada sostenuto, va riconosciuto però nel contempo che nel passato si sono persi troppi treni e che molto probabilmente, se si fossero stati colti a questo punto, il film che avremmo visto alla Electrolux sarebbe stato differente. Io credo che debba necessariamente, con l'impegno della Regione, cominciare a non inseguire le crisi ma ad impostare una politica industriale. Il fatto che adesso si sia formata una società di gestione regionale assieme al Friuli deve permettere di implementare questa nuova funzione delle politiche industriali anche nel Veneto e impegnare le nostre partecipate in questa direzione. Credo che questo sia uno dei compiti fondamentali, oltre che limitare al massimo, anzi annullare gli effetti negativi dei provvedimenti che sono stati annunciati.